Operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse, oltre 270.000 euro il fatturato non dichiarato ricostruito dalla Guardia di Finanza di Lendinara, proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web, 120.000 euro di questi recuperati a tassazione con la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le Fiamme Gialle hanno poi accertato che l'influencer in questione riceveva anche l'indennità di disoccupazione NASPI per circa 16.000 euro. Secondo quanto emerso dagli accertamenti di polizia economico-finanziaria, la giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai suoi follower sulla piattaforma. I militari hanno quindi proceduto alla contestazione per violazioni in materia di imposte dirette e IVA, contestando anche la tassa etica, ossia l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. Il quadro investigativo si è poi ulteriormente aggravato quando è stato scoperto che beneficiava anche dell'indennità di disoccupazione. Per questo è stata denunciata alla Procura di Rovigo per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.